Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Mercato Batman Napoletano. Come state ragazzi? Spero tutto bene. Scusate per l'inquadratura, ok. Non è cambiato quasi niente, però vabbè, mo la mettiamo così. Ditemi se siete meglio rispetto a quando iniziate il video. Vabbè, quest'oggi facciamo il resoconto degli infortuni del Napoli. Chi si deve riprenderà tra 3-4 anni, ovviamente è un modo di dire, per chi non l'ha visto. Chi si è già ripreso, chi giocherà titolare, secondo me, per la partita con il Como. Quale Como, scusate? Con l'Atalanta, nel big match di domenica. E chi... e basta, questo. Allora, McTominay intanto prima ha fatto un'intervista a Radio CRC, se non sbaglio, in mattinata, e ha detto che si è ripreso al 100%, infatti ha totalizzato anche degli allenamenti in questi giorni, più o meno l'ultimo a cui ha partecipato è quello di ieri pomeriggio, almeno da quanto so. E poi questo qua di oggi parteciperà anche a quello di oggi pomeriggio, che si terrà ora, sono quasi le 5, lo terrà verso le 6, 6 e mezza penso. E poi se ne parla direttamente per la rifinitura pre-Atalanta-Napoli. Poi Anghissà e De Bruyne, Anghissà dovrebbe recuperare per la prossima partita in casa. No, in casa, sto dicendo. Per la settimana prossima dovrebbe tornare tra i convocati. Non so se debutterà oppure no. Questo è da vedere. E poi, per esempio, per chi è sul gruppo Telegram, sì, sul gruppo Telegram, vi ricordo il link in descrizione. ehm, può vedere le notizie sul Napoli, ma anche ehm, su tutto il calcio in generale, dalla Serie A alla Serie C, dalla Serie A alla Premier League, quello che volete voi. E se vi unite anche al gruppo WhatsApp, che stiamo crescendo pure là, vi metto i link per le partite del Napoli, oppure volete vedere qualche altra partita, vi metto il link pure di qualche altra partita, se mi dite quale partita volete vedere. Vabbè, comunque, secondo me, comunque ci stiamo riprendendo un poco con il ritorno di De Bruyne, con il ritorno di Coquelin, chissà, con vabbè, Rachmani che ha fornuto sta giù, perché l'infortunio dovrebbe durare, scusatemi, fino fino a aprile, più magari di una settimana e mezza di riabilitazione. Non ce la vogliamo mettere? Ce la dobbiamo mettere. Penso che farà l'ultima partita di campionato, se no magari le ultime due, le ultime tre per esagerare un po'. Però in linea di massima sono due le partite che può fare, quelle là a fine campionato. Ma vabbè. Poi Di Lorenzo diventerà pure lui ad aprile, inizio aprile, però pure lui una settimana e mezza, due di riabilitazione ci vogliono, e quindi penso che per inizio maggio, fine aprile, inizio maggio, lo rivedremo in campo con una maglia da titolare oppure da subentrato. Non so ora Conte che cosa vuole fare. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video. Vi ricordo che questo video è stato fatto in collaborazione con il canale WhatsApp di World of Football e il mondo del calcio, e come ho già detto prima in descrizione, gruppo Telegram e gruppo WhatsApp. Ciao a tutti, iscrivetevi e lasciate like, ricordo.